È tutto pronto per il TQQ sul miglio che vede al via addirittura 16 concorrenti, Esplosive La Torre, Edelweiss Bass, Elton Francis, Ele Lamborghini, Elixia, Danubio Tav in prima fila, Emily SSG, Dallas Tiever, Roser, Buleo e Tigar, Eagle Man in seconda, Denise Dorial Mail, Doge Spritz, Efrem, Denzel Washington in terza, con quest'ultimo favorito Denzel Washington poco sopra la pari, l'alternativa principale Elixia in prima fila, numeri 16 e 5 dello schieramento, i due più attesi. Stacco della macchina con la velocità di Elixia, come era prevedibile, prova ad opporsi a Edelweiss Bass, che riesce a scavalcare Esplosive La Torre e va alla corda, mentre Elixia insiste nella sua azione, va all'attacco e otterrà probabilmente strada in 200 metri. Elixia dunque leader, primi 200 in 14 e 8. Elixia ovviamente va via sul ritmo, cerca di renderla dura ai cavalli più quotati della terza fila e completa in 29 e 3 i primi 400 metri di gara, ma intanto il gruppo si sta già ingrossando alle spalle di Elixia, che completa 600 in 45. Vediamo sempre in seconda posizione rimane Edelweiss Bass davanti a Esplosive La Torre, ma al largo la progressione di Doge Spritz, terza ruota addirittura per Denzel Washington, che prova a sopravanzare Tigar, ma è dura a questi ritmi. Io ho 58 e 8 per i primi 800 metri di gara, il chilometro che se ne va nell'ordine dell'1, 13 e 3 e 5 da parte di Elixia, che continua a tenere a distanza gli avversari. Doge Spritz con molto coraggio rimane comunque lì ai fianchi e prova ancora l'attacco sulla curva conclusiva. A contatto si mantiene Edelweiss Bass, poi Denzel Washington, gli altri non riescono a progredire. Siamo a 300 dalla conclusione con in vantaggio Elixia. Doge Spritz non si dà per vinto e insiste, l'errore invece di Edelweiss Bass, che lascia in terza posizione Denzel Washington a retta d'arrivo. Lo scatto deciso di Doge Spritz, che si avvantaggia a 100 dalla conclusione. Doge Spritz nel finale passa e vince nettamente nei confronti di Esplosive La Torre. Terzo posto per Efrem a centropista, poi bisogna vedere quarto e quinto, perché sono crollati un po' tutti quelli che avevano fatto la corsa. E quindi andiamo a rivedere le battute conclusive con Doge Spritz, che se la guadagna veramente tutta, perché si fa un percorso incredibile all'esterno scoperto. Francesco Pettinari per conto di Andrea Sarzetto alla grande in questa TQQ, che vede al secondo posto a sorpresa il numero 1 di Esplosive La Torre, al terzo Efrem, poi per il quarto e quinto bisognerà ricorrere alla fotografia probabilmente, perché sono in difficoltà Elixia e in difficoltà Denzel Washington. Vediamo 14 che passa a metà retta e si stacca, ma finisce a bomba Esplosive La Torre, che fa su il secondo posto. Per il terzo c'è Efrem che piega Elixia, poi per il quinto forse il numero 3 Elton Francis, ma non siamo sicuri. Vediamo il numero 14 al primo posto, l'1 al secondo, il 15 il 5 e probabilmente il 3, sì, probabilmente il 3 di Elton Francis, che dovrebbe aver conquistato il quinto posto utile per il quintet. La vittoria però non sfugge ed è la terza a seguire per Doge Spritz, Francesco Pettinari, Andrea Sarzetto in grandissimo momento per conto della scuderia Samantha e Giulia.